mi occupo di sana alimentazione nel bambino, nell'adulto, sia per la perdita di peso, per il mantenimento del peso, ma anche di alimentazione negli sportivi. E ho 2 studi medici, uno a Cividale e uno a Feletto, e lavoro in stretta collaborazione con medici, psicologi, fisioterapisti, perché è fondamentale comunque avere un'equipe di lavoro multidisciplinare, nel senso che per avere comunque un buon risultato sul paziente, soprattutto se uno sportivo, è importante interagire con le varie discipline. Per esempio, faccio un inciso, lo sportivo è importante che venga seguito dal nutrizionista per il piano alimentare, naturalmente per gli allenamenti dall'allenatore, ma anche dal medico, perché è importante che tenga sempre monitorato lo stato nutrizionale. Allora, non si vede niente? Vado avanti lo stesso intanto. Allora, l'argomento è la nutrizione dello sportivo e lo stesso vi darò allora alcune linee guida di sana alimentazione, dopodiché ma che cos'è un'adeguata nutrizione? Cosa vuol dire avere un'adeguata nutrizione? Vuol dire mantenere l'equilibrio tra, attraverso gli alimenti, tra i macronutrienti che poi vedremo in dettaglio, quindi la seduta parlerò dopo molto bene di carboidrati e di proteine. È importante però anche mantenere l'equilibrio dei micronutrienti, quindi delle vitamine e dei sali minerali. Ecco che per lo sportivo diventa fondamentale introdurre in particolar modo la frutta e la verdura, perché sono danno il principale apporto di vitamine e sali minerali. Non solo, lo sportivo deve tener monitorato lo stato delle vitamine e dei sali minerali attraverso gli esami del sangue ed eventualmente fare delle integrazioni, perché se per esempio lo sportivo va giù di ferro diventa un problema anche poi per la performance, quindi è importante che vengano effettuati con una certa regolarità gli esami del sangue ed eventualmente fare delle integrazioni. Le vitamine sono importantissime perché? Perché collaborano nell'attivazione di quasi tutti i metabolismi, permettono la sintesi dell'emoglobina, quindi il trasporto dell'ossigeno, aiutano la riparazione dei tessuti, permettono una corretta conduzione nervosa e anche aiutano la contrazione muscolare. Inoltre sono antiossidanti, quindi contrastano i radicali liberi che sapete si formano in particolar modo nello sportivo. Sali minerali importanti, vi dico velocemente il sodio e potassio per il bilancio idrico e anche questi possono venire monitorati attraverso gli esami del sangue, il ferro per il trasporto dell'ossigeno, il magnesio perché vi aiuta anche, vi ripara diciamo dai crampi muscolari, il calcio per le ossa e lo zinco che aiuta la riparazione dei tessuti dopo aver fatto degli allenamenti intensi e dopo aver fatto le gare. Allora, l'equilibrio dei nutrienti è difficile nello sportivo, cioè per una persona che pratica sport a livello amatoriale è tutto sommato semplice, per uno sportivo è difficile, perché? Perché l'alimentazione deve essere proprio ritagliata su misura, deve essere un po' come un abito di sartoria se vogliamo, cioè non tutti gli sport hanno la stessa alimentazione. Facciamo un esempio, gli sport esplosivi, per esempio non lo so, il rugby e il basket, avranno un tipo di alimentazione diverso rispetto agli sport di resistenza come la corsa. Questo perché? Perché le esigenze metaboliche variano a seconda del tipo di sport. Allora, velocemente vi dico che cos'è, vabbè, un bilancio energetico, ma immagino che più o meno tutti saprete. Il bilancio energetico è il bilancio tra le calorie che vengono introdotte con gli alimenti e le calorie che escono attraverso la spesa energetica. La spesa energetica è data dal metabolismo basale,
che è, è la spesa che serve per le funzioni vitali dell'organismo, quindi proprio anche solamente per stare seduti sul divano e respirare, il battito cardiaco, eccetera. In più la spesa energetica viene data anche dall'effetto termico degli alimenti, che è la digestione, quindi per digerire e anche effettuare la scissione degli alimenti da grandi catene ad elementi singoli richiede una spesa energetica. E infine è dato dallo stile di vita e dall'attività fisica. Naturalmente il bilancio energetico, se è in positivo, quindi le calorie introdotte sono maggiori di quelle spese, porterà ad un aumento di peso, se è negativo porterà ad una perdita di peso. Per uno sportivo è importante che l'apporto energetico sia adeguato al tipo di attività che svolge. Ci sono molti modi per calcolare il fabbisogno energetico. Allora, questi che sono inseriti nella slide sono quelli che vengono comunemente utilizzati da noi professionisti. Quindi sono due metodi strumentali, che sono l'impedenziometria. Dopo, se abbiamo tempo, vi spiegherò che cos'è, che è uno strumento che ho anch'io in studio, molto semplice, e la calorimetria, che viene di solito usata in grandi centri, per esempio negli ospedali. Questi due strumenti fanno un'analisi molto corretta, diciamo, di quello che è il metabolismo basale. Dopodiché molti si rifanno anche a delle formule come questa qua sotto che vi ho indicato, per cui ci sono dei coefficienti specifici che vengono moltiplicati per i chili, per l'altezza e per l'età. A questo bisogna aggiungere naturalmente la spesa energetica dovuta all'attività fisica e allo stile di vita. In ultimo io vi ho messo un calcolo del fabbisogno energetico casalingo, che potete fare anche voi a casa, che a seconda, diciamo, dello stile di vita e dell'attività che fate potete moltiplicare il peso per il coefficiente che è assegnato. Non è una formula precisa, però se non altro vi dà più o meno un'idea di quello che potrebbe essere il vostro fabbisogno energetico. Come? In calorie, sì, sì, sì. Allora, prima di passare nel dettaglio dello sport, volevo farvi vedere il piatto della salute, perché poi, allora, sulla base di questo vengono fatti gli aggiustamenti sportivi. Quindi allora, come vedete, metà piatto è formato da frutta e verdura, l'altra metà è formato da cereali e proteine. Non sono inseriti i grassi, ma i grassi sono una parte, insomma. Perché perché vi voglio far vedere il piatto della salute? Perché è sbagliato il metodo che hanno quasi tutti, un primo a pranzo e un secondo a cena, nel senso che lo sportivo dovrebbe sempre inserire una quota di carboidrati e una quota di proteine a tutti i pasti. Allora non serve cucinare tantissimo, cioè basta la pasta con tonno, per esempio la pasta con ragù e con una bella quota di frutta e verdura vicino. Naturalmente, allora il piatto della salute si rifà un pochino sulle linee guida della dieta mediterranea, dove i carboidrati sono circa il 50-55%, le proteine 15-20% e i grassi 20-25%. Lo sportivo ha bisogno di cambiare leggermente queste proporzioni a seconda dello sport che va ad effettuare. Allora, innanzitutto nello sport i carboidrati sono la fonte primaria di energia. Quindi allora il calcolo dei carboidrati non viene più effettuato sul fabbisogno totale, ma sulla massa corporea dell'atleta, quindi su quanto pesa. Quindi ci sono delle linee guida che vi farò vedere adesso, per cui a seconda dell'allenamento che viene fatto, quello stesso soggetto avrà bisogno di tot grammi di carboidrati per chilo di peso corporeo. Allora, le linee guida sono queste qua, quindi supponiamo, allora in un recupero post allenamento sono indicati dagli 1 agli 1,2 grammi per chilo di peso per ora di allenamento.
Se per esempio viene fatta un'attività fisica minima, sono 2-3 grammi al giorno per chilo di peso, e questo fino all'allenamento estremo, che sono 10 grammi per chilo. Allora facciamo un esempio, perché poi in pratica come andiamo a calcolare questi grammi? Allora supponiamo una donna di 50 kg che fa un allenamento di un'ora. Quanti carboidrati inserirà di recupero? Domanda, come si fa? Allora, si cercano i valori nutrizionali degli alimenti per 100 grammi di alimenti. Supponiamo che pesa 50 kg, restiamo più bassi, quindi restiamo su 1 grammo per chilo di peso. Nel recupero post allenamento avrà bisogno di 50 grammi di carboidrati. Per esempio 50 grammi di carboidrati sono 100 grammi di pane integrale, ok? Se fa un'attività leggera, quindi sempre una donna di 50 kg, supponiamo che inserisce 3 grammi per chilo di peso, avremo 150 grammi di carboidrati. 150 grammi di carboidrati corrispondono per esempio a, nell'arco di una giornata, 100 grammi di pane, 100 grammi di pasta, 50 grammi di riso, che divisi nella giornata, ce li dividiamo in colazione, spuntino, pranzo e cena, sono, si arriva tranquillamente. Non è esatto, lo dividiamo all'interno dei 5 pasti, assolutamente. Sì, esatto. Quali carboidrati poi andiamo a inserire? Allora, sicuramente io indico sempre carboidrati non raffinati, quindi io anche nelle diete tolgo le farine 00, gli zuccheri semplici, ma preferisco inserire cereali integrali, quindi pasta integrale, riso preferibilmente integrale o basmati perché hanno un indice glicemico più basso, l'orzo, il farro, sì, 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 il basmati, il couscous, e frutta, verdura e legumi. Frutta e verdura si possono assumere anche in forma liquida, quindi sotto forma di centrifugati o di estratti che sono molto più ricchi di antiossidanti, sì, di vitamine antiossidanti. Allora, perché cereali integrali e legumi? Perché forniscono anche una piccola quota proteica e che serve appunto per la ricostruzione della massa muscolare. In più contengono pochi grassi, vengono digeriti e assimilati con facilità e migliorano la risposta insulinica. Però volevo dire una cosa, i cereali integrali e le fibre non assumeteli il giorno prima della gara e non il giorno della gara, perché possono dare problemi gastrointestinali poi al momento della gara. Anche se uno si può mangiare quotidianamente? In teoria no. In teoria no, basta non esagerare con le... No, quello no. Non cambia, non c'è sempre quotidiano. No, no. Anzi, meglio continuare così perché potrebbe essere assolutamente sì. Esatto. Allora, a cosa servono i carboidrati dopo l'allenamento o dopo una gara? Allora, servono a ripristinare le riserve di glicogeno, perché l'energia primaria durante la gara è il glucosio. Quindi è importante reinserire glicogeno all'interno del nostro organismo, se no cosa succede? Succede che il nostro organismo va a ricavare energia dai muscoli, provocando catabolismo muscolare. Quindi, siccome tante persone dicono no, non mangio carboidrati perché voglio dimagrire, faccio l'allenamento e poi per dimagrire non mangio carboidrati, allora si fa un danno perché neanche non ricostruisce più il muscolo che ha utilizzato. Quindi è fondamentale invece dopo l'allenamento inserire il carboidrato per la ricostruzione del muscolo e per non perdere massa muscolare prima e dopo. Ma adesso lo vedremo nel dettaglio. Prima della gara è importante perché lo scopo è arrivare alla gara con le risorse di glicogeno belle colme. Quindi fare il carico dei carboidrati, sicuramente lo conoscete, la fate, più o meno? Boh, adesso ne parliamo. Ok. Allora, fare il carico di carboidrati aumenta le riserve dal 50 al 100%, quindi è un'ottima strategia per arrivare alla gara ben carichi.
Allora, il carico dei carboidrati viene fatto proprio da tanti anni, addirittura nel 70 mi pare facevano questi lavori. Allora, si basa sul fatto che dopo aver esaurito il glicogeno, tutte le riserve di glicogeno, per esempio in seguito ad un allenamento intenso, se io introduco elevati carboidrati ho come risultato, si chiama supercompensazione di glicogeno, cioè i muscoli trattengono il più possibile e questo porta poi a delle risorse belle piene di glicogeno e quindi ad una prestazione atletica migliore rispetto a chi non fa il carico di carboidrati. Allora, una volta il protocollo era abbastanza impegnativo, nel senso che c'era una sessione di allenamento intenso, di scarico proprio, completo di carboidrati. Dopodiché venivano fatti 6 giorni di riposo. Ho fatto qualche cosa qua. 6 giorni di riposo, dopodiché in questi 6 giorni di riposo vi erano 3 giorni di dieta a base di proteine e grassi, quindi senza carboidrati, e 3 giorni di dieta a base di carboidrati. E questo portava ad un aumento delle riserve di glicogeno. Adesso i protocolli sono molto più moderati, per esempio si consiglia 3 giorni di inattività, di cui un giorno, qua ho messo 10 grammi per chilo, però è inteso per chi fa lunghe distanze, non mezze, ok? Ecco. Poi altri 2 giorni con un'assunzione di carboidrati normale. Invece per atleti molto ben allenati si possono caricare i carboidrati anche in 24 ore allenandosi per 2 ore intensamente e assumendo un quantitativo molto elevato di carboidrati, ma ve lo sconsiglio. Questo il giorno prima. Arriviamo al giorno della gara. Cosa facciamo il giorno della gara? Allora, dopo il digiuno comunque le riserve sono ridotte, le riserve di carboidrati, quindi dopo la notte, no? Si fa il digiuno. Allora, l'ideale, e questo lo dimostrano parecchi studi, dicono che appunto un pasto ricco di carboidrati 3-4 ore prima della gara aumenta il livello di glicogeno e migliora le prestazioni. Allora, qua c'è un'indicazione 140-330, naturalmente dipende dall'atleta, dalla gara che andiamo a fare, se siamo abituati a fare il carico di carboidrati, ok, e dal peso soprattutto. Comunque un esempio di colazione da fare 3-4 ore prima della gara potrebbe essere un caffè, io ho messo senza zucchero perché per evitare lo zucchero semplice, fiocchi di cereali oppure il pane e la marmellata o fette biscottate e la frutta. Esatto. Sì. Esatto. Sì, sì. Però è vero, cioè, alla fine sono già Assolutamente sì. E evitiamo assolutamente le proteine però a colazione, quindi no latte, no latticini, no perché vanno ad appesantire la digestione. Cioè, c'era un'altra versione prima della gara di assumere proteine con una fetta di prosciutto, con un po' di burro. non c'è un protocollo, non c'è un sì, non c'è un protocollo. Qua da sempre, ho aggiunto la frutta e un po' di yogurt greco, da quando... Comunque ci arriviamo dopo, Ripeto, allora, ci sono tanti... Allora, c'è un mare, non c'è... c'è un mare di studi e un mare di strategie, volendo, no? Non c'è una cosa precisa, specifica, che tutti conoscono e tutti sanno, ok? Quindi poi bisogna un po'... sì, esatto. Però, no, perché la proteina... perché la mattina no, non fa proprio. Ma io sto parlando il giorno della gara, non sto parlando il giorno X o il giorno dell'allenamento. Si mangiano la pasta la mattina, cioè io, Chi riesce a mangiare la pasta alle 6 del mattino, non so. Sì, ma tanti sempre prima della gara, Sì, sì. la pasta, alle 6 sono svegliata, non ho mangiato la pasta. Mi sentivo sta pasta asciutta, scorrevo, le 6, poi Ma sicuro. Invece l'ora prima della gara fate qualcosa, voi prendete qualcosa l'ora prima? Perché anche qua, come? Ecco. Allora, ci sono anche qua tantissime teorie,
no? E tanti studi. Allora, alcuni soggetti, perché vi ho posto questa domanda? Perché qualcuno prende carboidrati anche un'ora prima della gara, però si è visto che a qualcuno, ai soggetti particolarmente predisposti, può capitare un'ipoglicemia reattiva di rimbalzo. Cosa succede? Succede che una volta partiti, no, quindi circa dopo mezz'ora, 40 minuti, può capitare che il glucosio del sangue scende in modo brusco, perché per effetto dell'aumento di insulina dovuto all'assunzione del carboidrato l'ora prima e dell'esercizio fisico che assorbe il glucosio. Quindi vi è un'ipoglicemia reattiva con sensazione di nausea, vertigine o comunque di un forte affaticamento. Questo non capita a tutti, capita a dei soggetti particolarmente predisposti. Quindi allora il consiglio sarebbe di evitarli un'ora prima, ma si è visto che prendendo gli stessi carboidrati 5 minuti prima di partire durante il riscaldamento non si ha lo stesso effetto, quindi gli stessi soggetti non avevano l'ipoglicemia se li prendevano 5 minuti prima. I carboidrati comunque dovrebbero essere a basso indice glicemico e anche cercare di non partire troppo velocemente. Tipo i cereali oppure le barrette. Adesso vedete nella prossima slide io vi ho messo comunque alcuni esempi di carboidrati che potreste assumere. Allora, nel post allenamento e nel pre-gara, le barrette, i gel e le bevande. Allora, le barrette hanno il problema che fanno sete, quindi possono creare un po' di disidratazione. I gel secondo me sono un'ottima soluzione anche perché stanno in tasca e sono pratici, e le bevande andrebbero bene nel recupero post allenamento o nel pre-gara, ma parliamo di 3-4 ore prima. Durante l'esercizio è importante comunque assumerli i carboidrati sempre, anche perché il glucosio scende, no? E se noi inseriamo i carboidrati risparmiamo la mobilitazione delle riserve. Allora, quali carboidrati assumiamo? Allora, vi dicevo i gel, però attenzione perché ci sono gel e gel. Quindi gli ideali sono dei gel ad assorbimento veloce, quindi glucosio e saccarosio oppure le maltodestrine. Vediamo quanti, perché anche qua c'è un range di valori che dipende naturalmente dal peso. Allora, si è visto che sotto i 20 grammi non fanno nessun effetto, oltre i 100 grammi possono dare problemi gastrointestinali. Allora, l'ideale sarebbe restare dai 40 ai 60 grammi. Qualcuno si porta anche a quantitativi più elevati, però in questo caso bisogna utilizzare dei pool di carboidrati per un discorso di saturazione dei recettori, cioè se utilizziamo solo un tipo di carboidrati si saturano tutti i recettori e quello in eccesso può dar problemi comunque gastrointestinali, mentre se noi utilizziamo dei pool di carboidrati vengono utilizzati dei recettori diversi e quindi si può aumentare leggermente la dose. Però secondo me se vi soffermate sulla dose, se utilizzate una dose dai 40 ai 60 grammi l'ora va più che bene. Leggete nelle etichette, esatto, il gel a 25 grammi più o meno, le barrette 20-30. Allora è importante quando prenderli però, allora sarebbe da prenderli vicino ai ristori, quindi un attimo prima dei ristori, poi bere ai ristori in modo da diluire, così viene assimilato molto più facilmente il gel, ok? Quindi ricordatevi questa cosa che è utile, insomma. Questa la possiamo anche saltare, vabbè, sono degli studi. Invece chi fa distanze lunghe dovrebbe ingerire dai 7 ai 10 grammi per chilo di peso al giorno. Questo perché? Perché gli allenamenti sono molto più intensi per chi fa le maratone. Okay? Cioè noi fino adesso abbiamo parlato di mezze maratone, non di maratone. Quindi, ricapitolando brevemente, regole del buon maratoneta fino adesso è tenere un fisico snello e leggero con una sana alimentazione, questo è ok,
Importante bere, quindi mantenere una sana idratazione, monitorare lo stato del ferro ed integrare. Come integrati ci sono un sacco di prodotti integratori in farmacia, tipo il ferro, Fast, l'acido folico, la vitamina B12, ci sono alimenti anche ricchi di ferro e si può anche assumere la vitamina C se vi sono cali di ferro perché aiuta l'assimilazione del ferro. Qui per esempio, non so, ecco, per esempio la carne rossa che ha ferro, no? L'ideale sarebbe prenderla con spremuto un po' di limone sopra, in questo modo si assimila il ferro molto più velocemente. Anche gli spinaci, broccoli, per esempio parlando della verdura, andrebbero presi con del limone spremuto sopra. E dicevo poi appunto attuare il carico di carboidrati, ridurre le fibre, la colazione come vi ho detto 3-4 ore prima, i carboidrati durante la gara e poi è importante anche l'assunzione del magnesio per i crampi. Allora magari non il giorno della gara perché può creare problemi gastrointestinali, però in prossimità della gara comunque fare dei cicli di magnesio. Sì, van benissimo anche quelli. Sì, assolutamente sì, anche il potassio per i crampi. Diciamo che le soluzioni con potassio e magnesio di solito, avendo entrambi sali, sono meno concentrate il magnesio, no? Invece solo magnesio ha una concentrazione più alta, però va bene anche quelli, insomma. Ecco, le proteine, vediamo come integrare con le proteine. Fino adesso abbiamo parlato di carboidrati, però anche le proteine sono importanti perché per la crescita, la riparazione e per la manutenzione di tutti i tessuti. Allora, le proteine non sono solo quelle muscolari, le proteine sono anche ormoni, l'insulina per esempio è un ormone peptidico, il fibrinogeno è una proteina che aiuta la coagulazione del sangue, le proteine sono enzimi, le proteine sono le pompe ioniche che mantengono il bilancio idrico-salino, quindi le proteine sono fondamentali da inserire ad ogni pasto. Quali proteine? Allora, ci sono proteine di origine animale e proteine di origine vegetale. Naturalmente le proteine di origine animale hanno una sequenza, un pool, insomma, un insieme di aminoacidi più vicino a quello che richiediamo noi, quindi chiaramente sono indicate. Se dobbiamo parlare di sana alimentazione, di malattie cardiovascolari, cronico-degenerative, eccetera, eccetera, sono più indicate le proteine vegetali. Quindi proteine animali sono pesce, carne bianca, uova. La carne rossa non andrebbe mangiata in eccesso e i latticini. Proteine vegetali invece sono i legumi, però solamente se associati ai cereali integrali, perché i legumi mancano di alcuni aminoacidi che hanno i cereali, quindi se volete fare un piatto proteico che contenga tutta la sequenza di aminoacidi, quindi ad alto valore biologico, dovrete fare un piatto di cereali e legumi, quindi la pasta ai fagioli per esempio, non solo fagioli, ok? Sì, riso e lenticchie, così. Ok, quindi dicevo le proteine servono appunto per la ricostruzione della massa muscolare. Allora, una persona che fa sport a livello amatoriale avrebbe bisogno di circa 1 grammo per chilo di peso. Uno sportivo ha bisogno di più proteine, che va dagli 1,2 agli 1,7. Ma sfattiamo il mito, non perché gli servono per aumentare il muscolo. Ha bisogno di più proteine perché ha bisogno di un maggior recupero rispetto a chi fa sport a livello amatoriale. Allora, mangiare più proteine in realtà di quelle che il corpo è in grado di metabolizzare può provocare dei danni, quindi può portare a acidosi metabolica, che significa un calo del pH della matrice extracellulare. Se cala il pH della matrice extracellulare viene richiamato dalle ossa fosfato di calcio. Questo provoca demineralizzazione delle ossa con rischio di fratture. Quindi le proteine non devono essere in eccesso. Allora, chi fa le diete iperproteiche generalmente perde un sacco di massa muscolare,
quindi è importante assumere sempre carboidrati e proteine. Da me vengono tantissimi pazienti che hanno fatto diete iperproteiche e alla fine, facendogli l'esame della composizione corporea, non hanno muscolo. Perché? Perché se lo sono mangiato, perché se nel corpo non introduco il carboidrato, il mio corpo dove trova l'energia? Si mangia il muscolo. Cioè, ok, allora le proteine, allora, per una persona che fa sport a livello amatoriale bastano quelle ai pasti, ok? Chi fa invece, ci sono in seguito a delle sessioni di allenamento di potenza, quindi per esempio dopo la palestra, oppure dopo una sessione di endurance oltre i 50 minuti, bisogna integrare. Allora, come integriamo? Con o le whey protein, che sono le proteine del siero del latte, non so se le conoscete, ma comunque si trovano in tutti i centri benessere oppure anche nelle farmacie. E queste vengono consigliate dopo una sessione di palestra, nel recupero post palestra, andrebbero prese immediatamente, quindi io faccio un'ora di palestra, appena finita la palestra dovrei prendere la proteina. Questo perché? Perché le proteine e anche gli aminoacidi accelerano la sintesi proteica, quindi favoriscono il recupero muscolare. Invece gli aminoacidi ramificati, che probabilmente già conoscete, li utilizzate, immagino, in preparazione delle gare, dovrebbero essere assunti oltre i 18 km. Prima dei 18 km più che altro sotto i 18 km, allora vi ho messo 250 grammi di petto di pollo, introducono 10 grammi di aminoacidi ramificati, che sono quello che serve. Quindi sotto i 18 km nell'allenamento, sotto i 50 minuti, basta fare un pasto, per esempio, con 250 grammi di petto di pollo associati poi al carboidrato. Come? Vediamo qua, forse l'avevo segnata, no, non è dei ramificati la glutamina, la trovi nei whey protein se hai bisogno. Sì, 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 sì. E, ecco, vabbè, vi ho messo alcuni esempi di pasti e spuntini di recupero, ecco, tutti questi hanno 10 grammi di proteine, per esempio, se volete leggerli. Sì. La differenza di carboidrato tra un alimento lievitato e no, ad esempio, se io faccio la pizza integrale, è diversa da mangiare il lievito integrale. Allora, no, come carboidrato no, no, il carboidrato... Mangia pasta, non mangiare la pizza, prima la sera prima perché la pizza... Vabbè, ma perché ha lievito? No, ma perché ha lievito? Perché ti gonfia? Sì, ma no, più che altro ti gonfia e ti fa magari ritenzione. La pasta è molto più leggera, ovviamente. Però il carboidrato di fatto è lo stesso. Cioè, però chiaramente una pasta, tu mangi magari 100 grammi, 80 grammi di pasta, la pizza di solito sono molti più carboidrati. Sì. O delle verdure, comunque se io faccio a casa mia una pizza integrale con la lievitazione pura, per cui non ho lievito. Puoi usare il lievito madre che è molto più leggero rispetto al lievito chimico. Ma se io della fortezza di questo tipo non è detto che non posso mangiare la pizza, cioè quello che ci mette sopra la pizza sì, è lievito, anche lievito, anche se lo fai lievitare nel tempo, comunque è lievito. Invece, allora, dicevo, sopra i 18 km sarebbero da integrare gli aminoacidi ramificati, intesi proprio come integrazione, non come sostituzione, quindi integrazione più alimentazione poi. Integrazione è 1 grammo di ramificato ogni 10 kg di peso. Allora, l'integrazione andrebbe fatta nella fase di preparazione, quindi per esempio, non so, iniziare 20 giorni prima della gara e fare le integrazioni con i ramificati perché aiutano comunque il recupero poi. E non andrebbero, ecco io dicevo, non andrebbero mai presi durante la gara, primo perché non forniscono energia disponibile, cioè l'energia principale è il glicogeno, quindi non ha senso assumere aminoacidi ramificati.
Dopodiché si induce comunque una digestione supplementare, cioè la proteina ha una digestione diversa rispetto al carboidrato, no? E in più si induce una ricostruzione anche perché l'aminoacido, favorendo la sintesi proteica, aiuta il recupero, ma se inducono una ricostruzione, comunque sono sotto sforzo, non posso andare a indurre una ricostruzione muscolare sotto sforzo, ok? Allora, due cose velocissime anche, poi abbiamo praticamente finito. La creatina, non so se la usate. Allora, tanti studi dimostrano che è efficace per aumentare, per il recupero e per la potenza. Però ci sono tantissime forme di creatina. La creatina che sarebbe da utilizzare è la creatina monoidrato e andrebbero 5-10 grammi al giorno, si trova sempre in farmacia. Sì, esatto. Sì. E la caffeina invece dicono che prendere una tazzina di caffè aiuta l'assimilazione del glicogeno, però dicono insomma non c'è niente di... Cioè, se vuoi, poi io lì poi. Infatti era più per Allora, sentite, io... Sì, sì. Come dicevo, calo del pH extracellulare e poi comunque avere acidificazione, no? Quindi una serie di scorie metaboliche, affaticamento dei reni, demineralizzazione delle ossa. Sì, esatto. Cioè non ha senso farlo per aumentare il... piuttosto ha senso prendere il giusto quantitativo nel momento giusto. Quindi finisci l'allenamento, track, li prendi subito. Allora lì serve. No, non so. Allora, i grassi, non mi sto tanto a soffermare, sarebbero da limitare i latticini, i formaggi, le carni grasse, cioè tutti i grassi animali, e preferire i grassi vegetali, quindi l'olio extravergine di oliva, la frutta secca, i semini, se a qualcuno piacciono. Vabbè, l'idratazione è un capitolo a parte, però è importante mantenere una giusta idratazione per non perdere elettroliti, perché sennò si hanno crampi, giramenti di testa, nausea, vomito. Quindi, ma l'idratazione non il giorno della gara, l'idratazione, cioè prima parliamo proprio di, ecco. E infine vi racconto velocemente che cos'è l'impedenziometria, che è questo strumento, vabbè c'è la foto, che misura in pratica la massa corporea ed è importante farlo, cioè gli sportivi dovrebbero farlo perché dà proprio le percentuali di massa grassa, di massa magra, l'idratazione e anche il metabolismo basale. Praticamente è una corrente bassissima che viene fatta passare in metà corpo e a seconda della resistenza dei tessuti vengono fuori dei valori, cioè in pratica il grasso non trattiene acqua, quindi fa da isolante per la corrente. Invece il muscolo, la corrente nel muscolo passa molto più velocemente perché ha acqua, ioni, elettroliti. Quindi viene misurato appunto questo valore che è la resistenza, viene inserito all'interno di un software e il software poi è in grado di analizzare la composizione corporea, quindi appunto l'idratazione, la massa grassa, la massa magra, la massa muscolare e il metabolismo basale. E viene usata nello sport perché? Perché permette di ottimizzare l'allenamento. Quindi io posso fare un allenamento, per esempio, fare l'intensità e vedere cosa è cambiato all'interno della composizione corporea, che è molto precisa. E vedere se l'alimentazione è adeguata, si può vedere se c'è stato un allenamento per esempio troppo intenso e un'alimentazione non adeguata che mi ha portato a catabolismo. Per esempio faccio l'impedenziometria prima dell'allenamento, la faccio dopo e vedo cosa è cambiato a livello di massa muscolare. In quel caso vedo se ho fatto le cose giuste oppure no, insomma. Quindi è importante. No. No, perché questo...
Sì, lo puoi sentire a livello di affaticamento, però non puoi avere un'idea precisa, un resoconto preciso, cioè questo esame ti dice i chili proprio, ok, di massa muscolare che hai. Ecco, poi ci sono le conclusioni, che sono tante, che è praticamente il riassunto di tutto quello che vi ho detto. E quindi vediamo se c'è qualcosa, no, non c'è niente di diverso, se volete leggere velocemente. No, ecco, insisto sul monitorare con gli esami del sangue, ferro, vitamine, sali minerali. Quanto tempo? Una volta all'anno o una volta Sì, mese? allora, una Basta volta all'anno. all'anno, poi dipende da Esame del sangue. allora, dipende dallo sport, da quanto se ne fa e anche dalla persona, perché per esempio se tu sei soggetta a scendere di ferro, potrebbe essere che una volta all'anno è troppo poco, potrebbe andarti bene 2 volte all'anno, quindi non è uguale, è chiaro. Ogni 6 mesi. A qualcuno basta una volta all'anno, cioè non è uguale per tutti. Perché sali minerali. Tra tutte le varie diciamo, cibi, non ho forse perché non è molto diffuso, le alghe, no? Che tipo che ruolo Allora, le alghe hanno tantissime particolarità. Vabbè, allora, per esempio la spirulina aiuta, no? Dà forza, dà energia, aumenta leggermente il metabolismo, quindi è un aiuto effettivamente. Potrebbe anche essere consigliata, a volte io la do nei piani alimentari. Quindi sì, chiaramente ci sono pochi studi su queste cose, no? Quindi poi non so, ci possono essere delle alghe che per esempio vengono utilizzate anche nella cucina per esempio, ecco, nei legumi, se cuciniamo i legumi, sappiamo che i legumi fanno gas, possono dare problemi intestinali, eccetera, utilizzando nella cottura un pezzetto di alga kombu si aiuta, sembra che trattenga il gas e il legume è molto più digeribile. Però insomma sono più... La nostra dieta mediterranea è la più completa al mondo. Esatto. Ce ne sono 3 sulle conclusioni. Se volete ve le posso lasciare anche in queste ultime 3 conclusioni, magari, se volete avere più che altro per le quantità, magari. C'è? Come? Vuoi vado avanti e non so, avete letto anche lui, c'era anche lui. Ah, ecco, ultima cosa, i probiotici anche. Volevo dire, fate anche uso di probiotici perché facendo gare comunque si è anche più sensibili a infezioni. Quindi sarebbe bene anche ogni 6 mesi, per esempio, fare un ciclo di probiotici o comunque di fermenti lattici. È morto? Sì, sì. Ecco, morto tutto. No, no, Boh.